Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Polenta di rock, ogni domenica dalle 21 la musica rock con il Mic e il Pivi, solo su RPL Rock and Roll col CH. E ricordas che Pulente di rosa con Benios. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Radio RPL, diamo subito la linea a Valentina Verdone e al notaio Federico Montagna. Buonasera a tutti e benvenuti nell'ultima puntata dell'Avvocato risponde di questa stagione. Io sono Valentina Verdone, coordinatrice di uno studio notarile, e oggi, sempre in compagnia del notaio Federico Montagna, parleremo della rappresentanza nel diritto. Differenza tra rappresentanza volontaria, legale ed organica. Come sempre, prima di iniziare, ringraziamo l'avvocato Celeste Collovati, vi lasciamo il numero di telefono 328 2408 154 o la mail info@l'avvocatorisponde.com, scritto tutto in minuscolo attaccato per chi volesse lasciare un messaggio oppure una domanda in merito a quanto trattato in puntata. E detto questo, passo direttamente la parola al notaio Federico Montagna. Buonasera a tutti, buonasera. Una puntata interessante oggi, quindi andiamo direttamente molto interessante. Andiamo al punto. Infatti, nella puntata di oggi tratteremo dell'istituto della rappresentanza nel diritto, che è molto più semplice di quello che si pensa. Vale a dire del fenomeno giuridico in virtù del quale un soggetto sostituisce un altro nel compimento di un atto o comunque di una determinata attività riferite non a chi compie materialmente l'atto ma al rappresentato. Vediamo meglio qual è la natura di questo fenomeno. Questi paroloni giganteschi, dire molto semplicemente. Allora, l'oggetto della puntata di oggi è una cosa che si chiede molto spesso, cioè dire: ma se io voglio fare un atto riferito a nome mio, ma devo andare per forza io a fare l'atto o mi può sostituire qualcun altro? Questa è la rappresentanza, cioè può andare qualcun altro a firmare, non posso o non voglio andare quel giorno lì a firmare l'atto? Questa è semplicemente la domanda della rappresentanza. E appunto la risposta è certo ovviamente, cioè nella vita di tutti i giorni abbiamo continui esempi, cioè la società moderna si basa sull'esistenza della rappresentanza. Se non ci fosse la rappresentanza non potrebbe esistere un SpA, non potrebbe esistere una grande azienda, tutti dovrebbero continuamente muoversi in tutto il mondo per andare a firmare un semplice atto, anche magari di poco conto, voglio dire, una piccola formalità, oppure si pensa a tutti quei casi di magari persone che sono incapaci di volere, non possono firmare, come gestire il loro patrimonio, gestire i loro beni o fare un consenso magari per un intervento complesso che devono affrontare o altre questioni di salute. E tutto questo è rappresentanza, e in realtà la rappresentanza è un fenomeno unitario in virtù del quale qualcuno firma, qualcuno compie un atto a nome mio. Però nel calderone rappresentanza si mettono tanti concetti molto differenti che oggi cercheremo di riassumere nelle varie categorie di rappresentanza. Benissimo, quindi partiamo dalla rappresentanza volontaria. Quindi che cosa si intende esattamente per procura e soprattutto quali sono le differenze anche in termini di costi fiscali fra la cosiddetta procura generale e speciale?
Allora, il primo tipo di rappresentanza che conosciamo è appunto la rappresentanza volontaria. La rappresentanza volontaria vuol dire che una persona dà volontariamente, sulla base di un proprio libero atto di volontà, il potere a un altro di rappresentarlo in sua stessa. Quindi la rappresentanza volontaria parte da una dichiarazione di volontà del soggetto, e quindi un atto negoziale, come si dice in termini giuridici, e presuppone la capacità di intendere e di volere del soggetto, perché se non ci fosse capacità di intendere e di volere non ci può essere una volontà che attribuisce ad altri. Ecco perché il presupposto fondamentale perché una persona possa dare a un altro il potere di rappresentarla validamente è che questa persona sia capace di intendere e di volere. Per cui una persona che è non in condizione, perché è affetta da una malattia come Alzheimer o altre malattie degenerative, oppure per l'età, o perché è incapace per altri motivi, si pensi un minore, non può assolutamente dare procura a un'altra persona. Questo deve essere fondamentale e non vi è modo per aggirare questo sistema. Tra l'altro, far dare procura da parte di persone incapaci, ricordiamolo, costituisce un possibile presupposto del reato di circonvenzione incapace, quindi c'è una tutela non solo civilistica ma anche penalistica sul punto. Questo è molto importante. Rappresentanza vuol dire estrinsecazione in una procura, quindi la procura o delega, come detta in termini molto volgari, molto semplici, è l'atto con cui una persona dà potere a un altro di compiere un atto o una categoria di atti. Si distingue la procura tra procura speciale per compiere un atto o una serie di atti determinati e procura generale. La procura generale è il potere di rappresentare generalmente, come dice il termine stesso, quel soggetto. Cioè, procura generale vuol dire io ti do il potere di fare qualsiasi cosa a nome mio. Quella è la procura generale, salvo determinate tipologie di atti che per loro stessa natura sono personali, come ad esempio un testamento e così via dicendo. Non si può fare un testamento per procura, questo è evidente. Ma procura generale vuol dire a nome mio potrei fare tantissime cose, aprire un conto, liberare un'ipoteca, incontrare un finanziamento, stipulare una vendita, andare a ritirare un pacco in posta, prestare un consenso per un problema, non so, per qualcosa di non necessariamente patrimoniale e così via dicendo, cambiare la residenza, presentare le richieste per provvedimenti urbanistici e così via dicendo. Procura speciale invece soltanto l'atto espressamente indicati o la serie di atti specificamente indicati, quindi qualcosa di settoriale. Una via di mezzo tra le due procure è la procura cosiddetta generica, quindi tra generale e speciale c'è la procura generica, che è una figura un po' ibrida, laddove si dà potere di compiere un numero indeterminato di atti, ma rientranti in una specifica categoria, quindi non tutti gli atti, un numero indeterminato, come nella procura generale, ma a differenza della procura come nella procura speciale, appunto, rientranti soltanto in un motivo determinato. Ad esempio, in nome mio potrai aprire qualsiasi conto corrente. Benissimo, non è un numero, ne puoi aprire 1, 100, 10, 20.000, ma solo i conti correnti, non potrai vendere case e andare a ritirare la corrispondente imposta. La differenza tra le due assume un'irrilevanza fiscale, perché la procura speciale, salvo il caso in cui sia una procura da esaurirsi in più contesti, quindi non in un unico contesto, perché allora richiederebbe la registrazione, non va registrata e può essere rilasciata dal notaio in originale da parte, uno dei pochi casi in cui la procura è rilasciata in originale, mentre la procura generale deve essere registrata e sconta un imposto di registro di 200 euro, oltre all'imposta di posta. Però non è sempre possibile, diciamo, recuperare il consenso della persona da rappresentare. Ad esempio, potrebbe sorgere la necessità di compiere un atto in nome di una persona non completamente capace di intendere o di volere, ad esempio come un minore o una persona particolarmente anziana. Quindi cerchiamo magari di elencare le tutele che prevede la legge in questi casi, per esempio. Infatti dicevamo prima che la rappresentanza è un fenomeno che va oltre la volontà, è un fenomeno più generale, sotto cui si riuniscono una serie di istituti giuridici molto più ampi. Quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la procura, è la rappresentanza volontaria che presuppone un atto di volontà del soggetto da rappresentare. Ma questo atto di volontà potrebbe mancare per il semplice fatto che quel soggetto non è in grado di manifestare, secondo la legge, una sua volontà.
Questo però non vuol dire che quel soggetto non possa essere intestatario di beni e di rapporti giuridici, perché i due macro concetti che dobbiamo distinguere sono quello della capacità giuridica e della capacità di agire. Capacità giuridica vuol dire capacità di essere titolari di rapporti giuridici, capacità di agire è la capacità di compiere atti all'interno del proprio patrimonio e quindi dell'insieme di rapporti di cui il soggetto è titolare. Mentre tutte le persone fisiche, e questa è una conquista dell'età moderna, perché in passato non era così, uno schiavo ad esempio non aveva capacità giuridica, oppure ancora fino alla Rivoluzione francese determinate confessioni religiose avevano in determinati stati delle capacità ridotte o escluse e così via dicendo. Una conquista dell'età moderna è che qualunque persona è assolutamente giuridicamente pienamente capace dal momento della nascita fino al momento della morte. Quindi capacità giuridica vuol dire che anche un minore, anche un interdetto, anche una persona gravemente affetta da qualsivoglia può essere titolare di rapporti giuridici. Il problema è che queste persone non hanno, in quanto non sono in grado di tutelare per legge i propri interessi o non si reputano quantomeno iuris et de iure, quindi in via assoluta, senza ammissione di prova contraria come tali, non hanno il potere di compiere gli atti per gestire il proprio patrimonio. Si pensi a un minore di 10 anni che ha privo di genitori, che ha ricevuto un'eredità milionaria, ma non ha l'età né la condizione per poter gestire questi beni, eppure i beni sono i suoi. Quindi è necessario in quel caso nominare un tutore, una figura che lo rappresenti. È evidente in questo caso la differenza rispetto al caso precedente, dove invece un soggetto perfettamente capace decide per un suo libero atto di volontà di non recarsi lui personalmente a compiere l'atto, ma di incaricare qualcun altro. La differenza tra le due figure si estrinseca nella diversa modalità di conferimento del potere di rappresentanza. Mentre la rappresentanza del procuratore deriva da un atto di volontà, quindi una rappresentanza negoziale volontaria, qui il potere di rappresentanza deriva dalla legge, che compete ad esempio automaticamente in capo ai genitori o al tutore, eccetera. E salvo il caso in cui dei genitori, che sono appunto automaticamente rappresentanti del minore fino alla maggiore età, deriva in linea di massima dal conferimento di una nomina del tribunale. Quindi quando una persona banalmente non è capace di agire perché è minorenne, sono rappresentanti i genitori, o un solo genitore se uno solo genitore riconosciuto. Ma quando ad esempio i genitori mancano, quindi iniziare a nominare il tutore, o in tutti i casi in cui è necessario nominare un legale rappresentante per delle persone maggiorenni, interviene in questo il tribunale che effettua la nomina, scegliendo il tutore o l'amministratore di sostegno, che oggi è la figura più diffusa, e per i maggiorenni, determinandone i poteri ed autorizzando gli atti. È importante questa considerazione: la rappresentanza volontaria ha una linea di tutela molto maggiore della rappresentanza, molto minore della rappresentanza legale, perché il rappresentante legale prescinde dalla volontà del soggetto, quindi già il fatto che una persona abbia conferito procura ad un'altra è già un indice di volontà, di fiducia, mentre quando la nomina viene da un soggetto terzo, dal giudice, bene, è necessario effettuare delle gravi verifiche, innanzitutto per vedere se questa nomina sia effettiva, sia necessaria, dall'altra parte poi per tutelare il patrimonio. È questo il motivo per cui una volta che è nominato un tutore, oppure gli stessi genitori rispetto al bene del figlio, quando devono compiere determinati atti di straordinaria amministrazione, come vendere beni, accettare o rinunciare a eredità, eccetera, richiede sempre l'autorizzazione del giudice, quindi è una procedura più complicata. I casi di rappresentanza legale sono essenzialmente quindi il minore, che è rappresentato dai genitori o semmai anche i genitori da un tutore nominato dal tribunale. Per quanto riguarda i maggiorenni vi sono 3 forme di capacità di rappresentanza minore, che sono l'emancipato in realtà è un minorenne ma è una figura oggi rarissima, l'inabilitato e l'interdetto, e poi il beneficiario dell'amministratore di sostegno. Tutti questi soggetti, quando devono compiere determinati atti, lo faranno tramite il loro tutore o amministratore di sostegno, e questi dovrà ogni volta farsi autorizzare dal tribunale per compiere l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione, quindi qualcosa di ovviamente molto più complesso. Interdetto, inabilitato ed emancipato, amministratore di sostegno e minore. È curioso infine come vi siano anche casi di rappresentanza legati al fatto che
il rappresentato non è una persona in carne ed ossa, ma un ente, vale a dire per esempio un'organizzazione giuridicamente riconosciuta come una società, una fondazione o un'associazione, insomma, via dicendo. E in questi casi si può parlare veramente di rappresentanza? Qui siamo giunti al cuore del terzo tipo di rappresentanza, che è la cosiddetta rappresentanza organica, cioè quel tipo di rappresentanza dove il fatto di essere rappresentante deriva dall'incorporare un organo di un ente più ampio. Si dimentica forse spesso che la vera chiave di volta della modernità è rappresentata dalla raffinazione giuridica, dall'invenzione, dalla costruzione, dalla elaborazione essenzialmente degli enti, prima sotto forma di enti morali e poi sotto forma di enti economici. La modernità nasce, secondo molti, la modernità intesa come la società moderna, post-antica, chiamiamola così, post-medievale, che è la nascita della società per azioni, della società anonima, come veniva prima definita, o altri enti di questo tipo, laddove l'organizzazione diventa prescindente dall'individuo e dalle singole persone che lo compongono, per realizzare una realtà in qualche modo metafisica. Cioè, se ci pensiamo a una società, almeno una grande società, è una realtà un po' metafisica, perché si attribuisce la proprietà di beni non alle persone che compongono la società, che sono soci, che sono azionisti o che la gestiscono, ma a un ente che in realtà non esiste, perché la società non è qualcosa di tangibile, un'associazione, una fondazione non esiste, non è una persona in carne ed ossa, eppure ha soggettività giuridica e può essere proprietaria di beni, di immensi patrimoni. Oggi nel mondo la maggior parte delle ricchezze in mano a società, a colossi del tech che hanno fatturati praticamente pari hanno capitalizzazioni praticamente al PIL italiano, quindi stiamo parlando di dimensioni colossali. Ebbene, questi enti non esisterebbero senza la rappresentanza. Cioè, se non esistesse un soggetto, o meglio, una schiera enorme di soggetti che possono rappresentare, soggetti intesi come persone fisiche, questi enti, queste realtà non potrebbero esistere. Una banca, ad esempio, conferisce un determinato tipo di rappresentanza all'amministratore legale, quindi all'AD, al consiglio di amministrazione, eccetera, ma banalmente anche ai direttori di filiali, perché poi, per quanto l'organizzazione sia complessa e sia grande, non può funzionare senza le persone fisiche che hanno un potere di rappresentanza. Ebbene, la rappresentanza quindi dell'ente, l'ente può essere inteso come una specie di realtà metafisica che si estrinseca in vari organi, l'assemblea, il legale rappresentante, eccetera. Ebbene, il legale rappresentante è la bocca, mentre il consiglio di amministrazione e l'assemblea sono la testa. Quindi come una persona prima decide di compiere qualcosa e poi parla, esterna la propria volontà, così fa un ente che decide in assemblea o nel consiglio di amministrazione di fare qualcosa, un'operazione, e poi tramite il suo legale rappresentante esterna. Questa è la rappresentanza organica, cioè il fatto che io sto rappresentando un ente, un soggetto giuridico più grande che va al di là della mia persona e lo rappresento in quanto organo di quel determinato ente. Anche questa è una forma di rappresentanza legale che deriva dalla legge, non esiste una procura, perché è una rappresentanza che deriva dal fatto di sé di vestire un determinato organo in quell'organizzazione. E anche questa si basa essenzialmente su una finzione del diritto, se così possiamo dire, su una fictio iuris, per cui quel rappresentante, quell'ente è come se parlasse per bocca di quel rappresentante che prescinde dalla sua persona e rappresenta appunto un ente giuridico più ampio. Direi che abbiamo esaurito brevemente l'argomento. Sì, una carrellata pazzesca sulla rappresentanza, ovviamente è un fenomeno molto più ampio, molto più complesso, ma speriamo di aver dato ai nostri ascoltatori un po' un'idea di che cosa parliamo, di quando, come e perché si può dare poteri ad altri di compiere atti. Almeno comunque un'idea, che è già un inizio comunque, quindi assolutamente. Ringraziamo il notaio Federico Montagna per essere stato in nostra compagnia, tutti gli ascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo il numero 328 2408 154 o la mail info@l'avvocatorisponde.com per qualsiasi domanda.
Vi auguriamo un buon proseguimento di serata e ancora un grazie di cuore per essere stati in nostra compagnia. Grazie, buona estate. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.